Grazie. Innanzitutto voglio salutare gli ospiti che partecipano a questo terzo incontro programmato per il progetto ANAES. Porto, come diceva il direttore, il saluto da parte del Presidente Toricherchi, che purtroppo per impegni sopraggiunti all'ultimo momento non è potuto arrivare, quindi mi ha delegato di portare a tutti voi il suo saluto e augurandovi buon lavoro a tutti. Oggi siamo qui per continuare a riformare i funzionari dell'ufficio anagrafe dei comuni sardi e tutti coloro che sono coinvolti sullo stato di attuazione del progetto anagrafe. Progetto finanziato dall'assessorato regionale delle affari generali, che sta trovando attuazione grazie ad una collaborazione altamente sinergica tra l'ANCI, la Regione del Raggruppamento d'Impresa, che si è aggiudicato la PAC. L'ANAGES, come ormai sappiamo, è finalizzato alla costituzione di un sistema che regoli l'invio delle variazioni dei dati anagrafici agli assistibili al sistema sanitario regionale. Ha coinvolto in prima battuta gli amministratori e coinvolge in modo importante i funzionari tecnici del servizio anagrafe dei comuni della Sardegna. Ha come obiettivo prioritario l'allineamento per la prima volta delle banche dati dei comuni con quella banca dati costituenda dalla Regione Sardegna. Il ruolo dell'ANCI nasce, come tutti sapete, da un'intesa istituzionale ed è stata sempre più volta ad affiancare e coinvolgere i comuni tutti, ma con particolare attenzione i più piccoli, per le ovvie ragioni organizzative che soprattutto per i piccoli comuni della Sardegna, che come tutti sappiamo sono più numerosi, e appunto considerando le difficoltà gestionali che hanno al loro interno per organici ridotti o organici part-time o a tempo o parziale, che hanno appunto queste difficoltà, ed ad attuare appunto questo progetto di innovazione tecnologica importante come il progetto ANAGES. Per perfezionare meglio i particolari, io veramente, oltre a ringraziarlo per essere qui presente, l'assessore regionale Massimo D'Area, gli do subito, con i suoi impegni, la parola. E poi i tecnici, appunto, del conto dell'ANCI, insieme a voi, che tecnici siete anche, entrerete nel corso della mattinata più nei dettagli in merito alle questioni che vogliamo affrontare. Perciò do la parola all'assessore e ringrazio ancora a nome mio del Presidente dell'ANCI tutti voi che siete intervenuti anche da lontano a questo importante